Partita questa prima serie, record della manifestazione di Eleonora Brotto, edizione dell'anno scorso, 4, 16 e 49, miglior tempo in corsia 5, Gaia Guerrato, vittoria data a nuoto, classe 2001, primo anno di categoria cadette per lei, naturalmente in questa occasione categorie assolute, comprende cadette e senior. Ancora in attesa delle junior per le premiazioni Tononi, Modolo, Tonetto, Savoia, Radici, Lelli. E va in archivio il primo quarto di gara, sempre con, o meglio la Gallina che va al comando a soli 2 centesimi, Gaia Guerrato, e poi Eleonora Marin in terza posizione. Marin che ha già vinto medaglie in carriera ai giovanili nei 400 e 800 stile libero, e poi ritroviamo anche la Annis alla 6, specialista della farfalla in gara qui nei 4 stile. Ci avviciniamo ai 150 metri, atlete ancora molto vicine, racchiuse in pochi centesimi. Vediamo la situazione appunto alla sesta virata con la Gallina sempre e la Marin insieme davanti, a seguire Guerrato e Piantoni, e poi la Annis, prime 5 racchiuse in 66 centesimi soltanto. Presentiamo intanto la terza serie, ragazzi maschi, 4 stile, alla 1 Alessio Boffilo, alla 2 Walter Prampolini, 3 Massimo Cannavesi, 4 Fabrizio Grazioli, in 5 Giacomo Fracca, alla 6 Davide Marenghi, 7 Valerio Fogliata, alla 8 Matteo Ferrario. Eleonora Marin 32,89, Francesca Gallina 33,20, Elena Piantoni in terza posizione 32,88. E siamo ai 250 metri con Marin e Piantoni, 15 centesimi soltanto ancora insieme in questa gara, e poi la Gallina che si è leggermente attardata, 8 decimi dalla vetta, con Francesca Annis sempre stabile in quarta posizione dalla sesta corsia. Piantoni sotto i 33 nel 50 precedente, vediamo queste frazioni con Marin 33,03, Piantoni 33,18, quindi davvero si viaggia ancora in fotocoppia con la Annis che prova a rientrare, unica in questo tratto sotto, ha notato 32,81 e si è riavvicinata tantissimo alla coppia di testa. Francesca Annis che continua la sua risalita, Marin, Piantoni, Annis, Gallina che si è staccata dal trio di testa, e dunque è lotta tra queste 3 atlete per i 3 gradini del podio, per le 3 medaglie in palio qui all'Aquatic Center di Montichiari. Ancora Marin alla 3, Annis alla 6 e poi leggermente indietro la Piantoni che accusa qualcosa nel finale, dunque diventa lotta tra le 2, Marin e Francesca Annis. Siamo al tocco, Eleonora Marin 4,18,75, Francesca Annis 4,19,15, Elena Piantoni 4,20,10. Davvero bellissima questa prima serie che si è conclusa, pronti per il settore maschile con la terza serie ragazzi.